problema è che siccome stanno prendendo la temperatura a tutti quanti, non vorrei che ci fosse qualche sospetto. È successo qualcosa? Lo sapete. Sta pandemia non passerà, Fate passare, sta arrivando l'ambulanza. Eppure non si vedono luci. Non ci sono luci Che dell'ambulanza. stanno misurando la temperatura, quindi devono arrivare per forza di urgenza. Sì, Sto Covid. Ma non è che dalle spie. Davide, non lo so. non si può. Buonasera! Era lei. Buonasera. Vi siete spaventati? Per passare in mezzo alla folla bisogna fare la sirena. Se la gente si sposta la macchiatura. È incredibile questa cosa. Questo è procurato allarme, lo sa. Procurato? Procurato allarme. L'ho procurato io. Sono un procuratore di allarme. Cosa c'è? La tavola molle che si imbrucchina? No, la tavola non è molle, il palco è fermo e mi dispiace dirle che lei è in uno stato veramente che non può presentarsi su un palco e non può salire qua, perché noi qua stiamo lavorando. Io mi fa una rabbia che quando vengo a passare in un posto mi devono parlare dello Stato. Lo Stato lo sappiamo che è lo Stato che è. Guardi che cosa mi hanno regalato lo Stato, va bene, guarda. La mascherina. La mascherina, meno male che l'ho bucata, se no non potevo neanche bere. Vabbè. Come bucata? È bucata perché c'è il buco dell'assorbimento delle succhiature. Ma chi l'ha inventata questa cosa qui? L'ho inventata io. Adesso l'ho anche brevettata. Per il coronavirus. Chi più ne beve più ne ha. Ma per carità. Ma c'è festa, ho C'è sentito festa, ma noi stiamo lavorando qui, l'ha capito? Attenzione sul Vico, non ti darò la terra. Stavamo facendo uno spettacolo, stavamo iniziando un'interazione col pubblico, il pubblico stava rispondendo bene, arriva lei e distrugge tutto. Oh, cominciamo a calmare le acque, là, bava. Il pubblico stava partecipando, stavano iniziando a battere le mani, volevamo farli cantare, poi è arrivato lei. E allora cosa vuol dire? La gente batte le mani perché ci sono zanzare, mica perché vedi a voi. Oh ragazzino, non ti monti di sagon che vorrei io. Non stiamo scherzando. Ma si rende conto lei di quel... Oh... Sì, ho capito, ma il pubblico voleva cantare con noi ed è arrivato Ma lei. il pubblico canta. Volare! Vabbè, canta, basta buttare la pallina e la gente canta. Ha capito? Io già ho capito. Però è inutile fargli fare oh. A me facciamo fare anche altre cose. E che cosa? Non restare chiuso qui! Vabbè, anche il pensiero vola. Marina, Marina, Marina. C'è qualcuno in ritardo, però arriva lo stesso. Comunque, insomma, ma perché Marina Marina? Perché si vuole per questo sposare, perché è arrivata Marina stasera qui. Ma sono canzoni di un tempo. Le canzoni di un tempo. Oh, c'era un ragazzo che come me beveva il litro del bottiglione, girava i bar di qua e di là e poi finiva dal medico. Stop col bottiglione, stop col litro, stop, nel petto un cuore pieno, mamma, 2 cirrosi o 3. Qui è bell'applauso, dov'è qua? Sì. Poi c'è quella canzone bella sarda che a me piace moltissimo. Sei un mirto, sei un mirto. Non la conosci? L'hanno scritta proprio i compositori sardi. E chi? Sei De Pides. Gente brava. Stanno facendo un libro adesso. È intitolato Murt Urch. Arazza cazzazzo. Sì. Bello questo, mi piace molto. Ma voi siete sardi? Noi siamo sardi, siamo felici di essere sardi, però siamo un pochino, diciamo, dispiaciuti del fatto che una persona come lei salga sul palco a dare un cattivo esempio, perché lei beve. Sì, però me ne metta poco che se no mi fa male. Le giurassa. La mia non era una domanda, la mia era un'affermazione. Lei beve e si vede, si evince anche dal colore della maglietta, vede? Che cos'è questa roba qua? Tempi passati, questa è macchia mediterranea.
macchia mediterranea. Sì, macchia mediterranea. Non ho capito, ma questa maglietta, ma anche lei, ma non si vergogna. Sa che me l'ha regalata la questa? Chi gliel'ha regalata? Marco Carta, me regalava magliette a tutti, allora lui le pagava pochissimo lui, c'era uno che gliele pagava lui le regalava. Sì, vabbè. Comunque, io non sto qui a elencarle tutti i problemi che le può portare questa sua dipendenza. Lei lo sa quanti problemi le può causare l'alcolismo? Lo so, il dottore mi ha detto, ce ne sono di cose, ha detto che fa male. No, l'alcol è un veleno e come tale uccide, molto lentamente ma uccide. Ma io freddo non l'ho mai avuto, quindi siamo tranquilli e siamo calmi. Ma può diventare impotente, sterile. La sterilità oggi è vinta, c'è l'inseminazione a invito. Inseminazione. È invito, cioè uno è permesso, entra e fa l'inseminazione, si arrabba. Cosa sta dicendo? Ma cosa mi sta Oggi dicendo? se tu vuoi avere un figlio intelligente, compri il seme di una persona intelligente, ti nasce un figlio professore, Questa è la fecondazione assistita. tu vuoi un figlio che sia autista, nasce già con la patente. Da poco hanno usato il seme di un grande portiere, lo spermatozoffo. È nato cilico. Bene. Adesso stanno devono fare con lo spermatozola. Ma chi tantissimi? Uscirà un attaccante E chi sicuramente. lo sa? E chi lo sa? Hanno tentato con quello di Balotelli, però vengono tutti in matti, non funziona. Vabbè. C'è chi si arraglia e chi si salvi chi può. Sì, però stiamo parlando degli ultimi ritrovati della scienza, della fecondazione assistita. Sono delle scoperte che hanno fatto di recente. Ma quale recente? La fecondazione assistita io l'ho sempre conosciuta. Io rientravo a casa, trovavo mia moglie con un altro e assistevo a tutta la fecondazione. Prima, seconda e terza, tutto quanto ammucchiato lì, era tutto un brodo. Comunque, stava partendo un applauso da solo. Sì. Comunque le volevo dire che lei è anche un pericolo pubblico, lei potrebbe anche causare degli incidenti, perché magari sa, andando in giro di notte in mezzo alla strada, e può succedere anche di buttarsi in mezzo alla strada e nessuno la vede. Ma lo sa che una volta mi era successo un incidente bruttissimo. Che incidente? Stavo guidando con la macchina, slitto una ruota e sbatto a un albero. Un taglio in testa, parto in ospedale perché ancora avevo i sensi, però stavo camminando, le curve, arrivo in ospedale, 17 punti. E le è andata anche bene. E avevo la forza, e ho avuto la forza di tornare a casa. Sto rientrando a casa, mi fermano i carabinieri. Cosa c'è? Mi fanno le chilometro, Le chilometri. quello. Dice dobbiamo levare 17 punti. Io me l'hanno per messi per vedere. Così, scusi. Ha fatto un po' di confusione, sì. Ha fatto un po' di confusione, però io allo stesso tempo vorrei, tutto a posto? Non stavo cadendo, mi sono tirato in avanti, basta tirare. Ok. La persona si salva. Io vorrei comunque, proprio per dare il buon esempio Alla gente. alla comunità di Rio Lassardo, vorrei invitarla a smettere di bere. Io ho già smesso. Ormai io quello che mi vede lì dondolando qui è roba rimasuglio. Ma io ho già smesso. E guardi che cosa bevo io. Questa è una grande notizia e questa è una notizia che andrebbe anche veramente premiata con il vostro applauso. Bravissimo signor Mitraglia. E questo, Che acqua è questa? questa è acqua di Riola. Come acqua di Riola? Perché Questa è c'è acqua di Riola. Hanno scoperto una fonte 3 giorni fa. c'è una fonte, bene. Una fonte meravigliosa. Quindi di acqua gassata. No, quest'acqua è particolare, di Riola È gassata, insomma, è vedi? gassata se la vuole gassata, se non la vuole gassata, non L'ha aperta 5 volte, ovvio che non è gassata più. qua. Questo. Ma come?
È incredibile. Se non la vuole gassata, guarda, non la voglio gassata. Prodigioso. Buona almeno questa. Ehi! È troppo digerita. La vuole provare? La vorrei assaggiare ma non ruttata, ma se è possibile. La vuole normale? Io la vorrei assaggiare, voi cosa dite? L'assaggio? La proviamo? La vuole molto gasata, poco gasata o appena appena? Appena appena. La provi e poi mi dirà che cosa. È acqua di Riola, perché un signore è caduto inciampando, ha battuto la testa, è venuto fuori questo zampillo di acqua e la stanno imbottigliando. Quindi a caso? Stanno bisticciando con la Banoa. Ah davvero? La Banoa gli ha detto però la parolaccia si è sentito un fischio e non si è sentito. Ah, meno male, dai. La proviamo? Proviamo. Cosa? Ma è acquavite! Perché ho svitato male il tappo. A secondo come lo sviti si svita l'acqua. Stava facendo un bel applauso, poi si è fermato di nuovo. E fatelo bello questo applauso se lo dovete fare, dai! Si asciughi. Ma questo è un reggiseno, ma mi fa asciugare con reggiseno? Questo me l'ha regalato Marco Carta, se me la maglietta. Ma per cortesia, dai, ma lei, ma è possibile che veramente non senta il desiderio anche di cambiare vita, di, cosa ne so, anche di trovarsi un lavoro? Ma perché non va a lavorare? Io già l'ho lavorato, ho sempre lavorato. E che lavoro fa lei? Io ho fatto il razzista. Allora, essere razzisti non è un lavoro, essere razzisti è un modo di pensare e non è un bel modo di pensare, questo me lo parlo. Allora, vogliamo mettere i puntini sulle X? Sì. Allora, il razzista che faccio io è razzi, fuochi d'artificio. L'artificiere! L'artificiere, mi sono spiegato. Neanche fumo, ho visto. Né fumo né puzza. E ne puzza neanche. Eccezionale. Complimenti. Lei di dov'è? Di Ristano. E chi se ne frega? Guasto. Come questo? Capita ogni tanto, ho comprato dai cinesi, non è che sono cose che... I cinesi vendono un po' cose usate, capito? È vero, dai. I razzetti mi scappano dalle mani, mamma mia. Cosa che